Cari amici, oggi vi presento Sos turronetos, dei dolcetti meravigliosi dell'antica tradizione sarda, quasi in disuso, ma noi non lo dimentichiamo. 500 g di mandorle a spicchi che passeremo prima nel forno per farle indorare, del limone biologico circa 2, 3 cucchiai di zucchero e 3 albumi d'uovo. Mettiamo le mandorle nel contenitore. Come vedete, le mandorle hanno preso un bel colore. Mettiamo lo zucchero, sono circa, mettiamo 50 grammi, pochissimo, circa 3 cucchiai. Il limone dell'orto naturalmente, sempre biologico, come vi dico sempre, e giriamo con le mani anche così, in modo che dobbiamo amalgamare tutto. Dobbiamo mettere gli albumi, che sono 3, però a poco, prima uno, e giriamo così, tra un po' ci mettiamo anche la mano. Dobbiamo amalgamare bene il primo e poi mettiamo l'altro, oppure una parte. Devono risultare umidi. Mettiamo un'altra parte, sono velocissimi da preparare, ma sono di una bontà. Questo dolce è quasi in disuso, un dolce molto antico, somiglia molto, le mandorle somigliano molto a Sorzermino, che trovate qui se cercate sempre nel mio canale YouTube, tutta la video ricetta, rimangono bianchi e poi sono cotti con lo sciroppo, invece questi vanno in forno. Mettiamo l'altra parte. Dobbiamo bagnare bene. Lo sento abbastanza umido. Procediamo alla montatura del dolce. Travasiamo in un contenitore più piccolo, ci viene meglio anche per prenderle le mandorle. Iniziamo allora con pazienza a formare il dolce, piano piano con 2 cucchiai, possiamo decidere di farli anche più piccoli, l'importante è che sia a montagnetta. Alla fine dobbiamo aggiungerne un pochino per avere quella montagnetta. Se li fate più piccolini prendete 2 cucchiaini, però molto piccoli non direi, In 500 grammi di mandorle ne vengono circa sui 20-23, qui non c'è ombra di farina, assolutamente nulla, praticamente solo mandorle, limone e una manciata di zucchero e gli albumi naturalmente. È anche un dolce velocissimo, poi naturalmente li metteremo in forno, ma troppo belli e anche buoni. È un dolce anche molto leggero, appunto, perché non c'è ombra di farina, delicato, ma regge bene con l'umidità degli albumi. Anche dopo cotti, vedrete, quando li proverete, rimangono belli così, un po' a punta con la cupola.
Li metteremo in forno a 150 gradi. Io ho usato quello statico per circa 20-25 minuti. Mi raccomando, senza bruciarli. Se usate quello ventilato, abbassate a 140. Come vi dico sempre, ognuno deve sperimentare il proprio forno. Abbelliremo il dolcetto con dei puntini di ghiaccio reale. Io ne ho preparato un albume medio con circa 150-160 grammi di zucchero a velo, setacciato per ben 2 volte, mi raccomando. Trovate tutta la videoricetta della ghiaccia reale qui nel mio canale YouTube, andate a cercarla. Potete abbellire il dolce con questa ghiaccia reale come volete, secondo la vostra fantasia. Io ho preferito fare dei semplici puntini che rendono il dolce davvero molto molto delicato, meraviglioso. Eccolo. Ed ecco i dolcetti pronti, sosturronettos, sono davvero una meraviglia. Vi invito allora sempre ad iscrivervi al mio canale YouTube e di attivare anche la campanella. E se vi va, lasciate un cuore. Grazie.